Buongiorno! Buongiorno a tutti, alle nostre spalle il nuraghe Ruju. Stavolta, e dico stavolta perché nella puntata numero 6 del nostro canale YouTube troverete il nuraghe Ruju di Chiaramonti, ma stavolta ci troviamo a Torralba appunto per visitare un altro nuraghe Ruju. Cos'è da dirci a riguardo? Vi dico solamente che, come si può vedere, è un nuraghe veramente imponente. Siamo curiosissimi di andarlo a visitare, sarà sicuramente una grandissima sorpresa. Visitatelo assieme a noi come al solito. Ma tutto questo solamente dopo la sigla! Eccoci arrivati al nuraghe Ruju. Questo è un nuraghe che è stato costruito fra il 1600 e il 1000 a.C. Questa appunto è la datazione che viene stimata. È costruito con dei conci litici di basalto che sono stati lavorati e, come potete vedere, abbiamo appunto la camera principale con l'ingresso che è ostruito e una finestrella su in alto dalla quale appunto proveremo ad accedere al piano superiore. E è un nuraghe cosiddetto complesso che è costituito da una torre centrale e anche da altre due torri che sono laterali. Ora, armandoci diciamo di coraggio e pazienza, piano piano proviamo ad entrare all'interno. Ecco, abbiamo avuto accesso al piano superiore e questa appunto è la Tholos, che è quasi chiusa completamente, e possiamo vedere lateralmente delle nicchie. Ne abbiamo una alla nostra sinistra, una davanti a noi, quindi una seconda,
e poi sulla destra invece non compare nulla. Possiamo dirvi e ripetervi che tutte le volte è un'emozione veramente grande. A questo punto percorriamo la scala in senso ascendente per arrivare verso l'esterno. Ed eccoci arrivati in cima. Il paesaggio attorno è assolutamente spettacolare. Lasciamo la parola alle immagini. Bene, ora proviamo a proseguire lungo la scala elicoidale che porta al piano di sotto. Vediamo un attimino fino a che punto riusciamo eventualmente ad arrivare, anche perché ci stiamo già da adesso rendendo conto del fatto che non c'è per nulla aria ed è molto caldo, quindi può anche essere che insomma sia abbastanza consigliabile fermarsi. La scala discende, cioè continua a scendere. Facciamo solo altri 2 passi. Con una cautela diciamo molto elevata, e diciamo che ci accontentiamo di arrivare fino a qui. Ci dispiace molto non poter proseguire, però comunque sia adottiamo diciamo un certo livello di sicurezza che va oltre alla curiosità e alla voglia di scoprire. Bene, ora torniamo verso l'esterno. Eccoci usciti dalla finestra del piano superiore. Vi indichiamo la posizione delle 2 torri laterali, questa a destra che è quasi completamente coperta da una pianta in crescita, e poi abbiamo quest'altra a sinistra che è maggiormente visibile. Ora riscendiamo sempre con una certa cautela e proviamo ad avvicinarci a quello che potrebbe essere diciamo l'ingresso che è ostruito, e proviamo appunto con la nostra telecamera a vedere se si riesce a percepire qualcosa, a vedere qualcosa. Ecco, potete vedere al di sopra dell'ingresso la grande architrave e poi un'apertura attraverso la quale nel giorno del solstizio d'estate il sole va ad illuminare
l'apice della Tolos. Abbiamo terminato questa meravigliosa visita al nuraghe Ruyu. Come avete potuto vedere non ce la siamo sentita di arrivare fino diciamo alla base del nuraghe stesso, mancava aria, c'era una gran umidità e un gran caldo, quindi ci siamo fermati, ma abbiamo avuto modo di conoscere un altro grandissimo gigante. Quindi con queste immagini vi salutiamo, vi invitiamo a venire qui a visitare direttamente questo nuraghe. Mi raccomando veramente tantissima prudenza, attenzione a dove mettete i piedi. E iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram, dove troverete sempre immagini e video di tutti i luoghi che visiteremo. A prestissimo! Ciao! Ciao!